Buongiorno a tutti ragazzi, buon martedì a tutti. Quindi parliamo della perturbazione che arriverà domani ragazzi. Quindi diciamo che domani, mercoledì 9 ottobre, ecco arrivare una nuova perturbazione ragazzi. Quindi una nuova perturbazione di origine nord atlantica, la quale getterà nuovamente maltempo sull'Italia. Mi scuso con i ragazzi che ho scritto settembre, dopo devo correggere perché ha messo mercoledì, ha messo, voglio dire, settembre. Ciao pure a te, Domitilda. Quindi dopo devo correggere, questo mi è scritto in automatico, è partita la live e ho visto che sta scritto settembre invece di ottobre, quindi dopo lo correggo, ragazzi. Domani, ragazzi, peggioramento a nord, soprattutto dove stai tu, Avvocatella, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, ciao Jasmine, e Veneto, quindi diciamo il nord Italia, quindi poi la Lombardia e un po' il Piemonte, quindi in effetti il maltempo, sì, da te sì, domani è maltempo, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e Veneto, quindi stai proprio nel mirino. Ciao Scilla, poi in effetti su tutto diciamo l'Italia ci sarà nuvolosità ma nulla di più, in effetti il maltempo sarà solo a nord ragazzi. Invece giovedì 10 ragazzi il tempo migliora su gran parte del paese, quindi anche al nord, a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Quindi poi ci sarà, secondo le previsioni che ho guardato, qua ci sta non un freddo, un vento esagerato. Si stava portando tutto. Io sto al terzo piano qua. È un casino proprio, un vento esagerato. Pensavo che volavano tutti i panni fuori dello stendino lì. Però resistono ancora, quindi non sono volati. Diciamo che sta proprio un vento esagerato. Boh. Comunque ragazzi, poi il weekend, come dicono, deve stare una decisa stabilità, quindi in effetti dicono che ci sarà anche un aumento delle temperature. Sì, sì, sta un vento esagerato, ma stanotte sentivo, io sto al terzo piano, quindi sto l'ultimo. Sentivo proprio il fischio del vento qua, ho detto mamma mia, che sta succedendo poi? Poi mi sono affacciato fuori al balcone dove sta lo stendino dei panni dall'altra parte, non dove faccio di solito la diretta. E proprio i panni stavano uno sopra l'altro, non si capisce niente. Poi c'è sta il balcone del signore di fronte che ha le veneziane abbassate e fa proprio un casino con quelle cose. Dun 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 dun. Neanche se ne è accorto perché di solito le veneziane si alzano quando stai a vendere, si stanno rompendo tutto, però è un signore anziano che forse non ci sarà nemmeno a casa, quindi non si è nemmeno accorto. Ma comunque, quando torna le trova tutte belle fatte a finale. Quindi diciamo ragazzi che domani in maltempo è sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e poi a finale un po' sulla Lombardia e sul Piemonte, quindi sul resto dell'Italia ragazzi nuvolosità, un po' di vento ma nulla di più, quindi qua quelle quattro gocce a fatte e quelle sono state ragazzi, non ci sta niente da fare. Noi dobbiamo soffrire qua diciamo a caldo. Poi il weekend come dicono l'anticiclone delle Azzorre avvolgerà il nostro paese, quindi faremo un weekend stabile dicono. Tanto per cambiare, vabbè, oramai ci siamo abituati qua. Io ho detto che faccio il Natale, faccio l'albero sotto il sole. Arriverà il giorno che qua a Salena faremo l'albero di Natale con il sole. Sono convinto, prima o poi succederà. Oppure lo vado a fare sulla spiaggia l'albero di Natale. Ho detto che qua fino a novembre stiamo ancora a pantaloncini e magliette e così sarà. Comunque, ragazzi, vi auguro una buona giornata. Mi vado a fare un caffettino e ci sentiamo dopo. Quindi, avvocato, domani prendi il canotto. A preparati. Canotto, gommone. Ah, no, scusami, yacht, come dicevi tu, tutti noi yacht. Quindi preparati
a Villa Primaria non vai in macchina a pigliare i ragazzi, gommone. Ho visto sul satellite e stava proprio scuro domani dalle tue parti, quindi farà paura proprio. In effetti proprio ci sta una macchia nera su Friuli, Trentino e Veneto. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi, tanto mo abbiamo iniziato la giornata, quindi ci sarà ancora da parlare parecchio, quindi fino a stasera, voi. Ciao a tutti ragazzi.